Il big match dell'8ª giornata del campionato Under 17 regionale si gioca al Torre Archirafi, amici della Wii Sport, perché seconda e prima forza del campionato, Ionia Calcio Riposto e Camaro, divise da un punto, si affrontano per la vetta. Formazione allenata da mister Figuera, padrone di casa, reduce dal successo per 2-0 sul campo dell'Orsa Promosport. Ha schiantato invece la Ionica. Il Camaro di mister Cosimini 7-0 infatti scorsa settimana. Vediamo allora l'11 scelto dalla formazione giallo-blu. Tra i pali Basile, Piana, Puglisi, Sciuto, Papa, Caruso, Di Bella, Tomasello, Laguzza, Platania, Millauro. Pronti via, Ionia Calcio Riposto pericolosissima al 7° minuto, calcio di punizione dal limite dell'area. Caruso parte col destro e la mette all'incrocio. Che gol della Ionia Calcio Riposto immediato. Il vantaggio della formazione padrone di casa, un silulo, quello del calciatore della Ionia che mette la sfera all'incrocio dei pali. Reagisce il Camaro al minuto 14, ancora un calcio di punizione infatti al Torre Archirafi. Stavolta sul punto di battuta si presenta Ferio, la distanza è notevole ma Ferio fa partire il destro giusto, pallone che rimbalza e si stampa sul legno. Si salva in questo caso la Ionia Calcio Riposto. Camaro ancora arremmante, corso in aria, Basile risponde presente, salva i suoi. Attenzione perché l'azione prosegue e chiede un tocco con la mano il Camaro, non ravvisato dal direttore di gara in questo caso. Si resta sull'1-0 nuovamente dall'altra parte con la Ionia. Tiro debole da parte di Platania che non impensierisce Raimondi. 33esimo, Maceli allarga il pallone per Ferio, non ci pensa due volte, va col destro Ferio, ancora un gran tiro, ancora una grande risposta dell'estremo difensore Basile che mette il pallone in calcio d'angolo. Il momento di grasso nelle file della Ionia Calcio Riposto. 40esimo, angolo dalla sinistra da parte di Ferio, colpo di testa per Currò che svetta andando vicino al gol. Finisce 1-0 il primo tempo a Torre Archirafi. Fino a questo momento decide il grande tentativo su calcio di punizione di Caruso, ma pericolosissimo anche il Camaro in questa prima frazione. Il risultato in bilico e aperto ad ogni esito. Partiamo col fin del secondo tempo. 48esimo, parte forte la formazione nero-verde di mister Cosimini. Calcio di punizione infatti affidato al mancino di Samuel Corso, mette dentro, colpo di testa di Salvo. Il pallone finisce sul fondo ma chiede ancora una volta un fallo con la mano e la formazione di mister Cosimini non ravvisato dal direttore di gara. Entra Muratori. 52esimo, tiro dalla distanza di Caruso che stavolta invece non pesca lo specchio della porta. 61esimo, lancio dalle retrovie per il Camaro, si pesca Silipini che può provare con il mancino, soltanto esterno della rete per il calciatore della formazione nero-verde. Sfiora ancora una volta il pari il Camaro, attenzione perché c'è un pallone filtrante, un gran gol ancora una volta, Muratori per Platania. 2-0 Ionia Calcio Riposto, Eurogol per l'attaccante di mister Figuera e formazione padrone di casa che sogna i 3 punti che vorrebbero dire sorpassi in classifica. Devono fare però i conti con la voglia del Camaro. 68esimo, in area di rigore, la deviazione sotto porta da parte di Brunetto che risolve il calcio di punizione di Samuel Corso. 2-1, Camaro che si rifà ancora sotto, calcio di punizione, colpo di testa alla traversa di Salvo, poi Raspaolo prova a concludere, lo fa una seconda volta, la sfera viene deviata da Brunetto. È tutto fermo però per posizione di fuorigioco segnalata dal direttore di gara tra le proteste del Camaro. Viene spezzato l'urlo in gola alla formazione di mister Cosimini che però rimette il pallone vicino all'area di rigore. Batti e ribatti, Corso con la zampata, una deviazione, Ozaguaie si gira e col mancino fa 2-2, pareggia il Camaro sotto di 2 gol. Riesce proprio a pochi minuti dal triplice fischio ad agganciare il pari che conserva il primo posto alla formazione nero-verde. La Ionia Calcio Riposto si illude e poi trova soltanto un pari. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.